Dopo l'inaugurazione ufficiale al Castello di Suzanne di Maiano, siamo qui a Gemona, seconda tappa espositiva del Festival Maravè Ludo, prima a tambur battente delle due prossime esposizioni che si terranno a Capodistria, alle Urbane Gallerie e poi sulla terrazza mare di Lignano Sabbiadoro. Vertiginosamente, questo è il titolo della mostra di Gemona, un titolo giocoso che allude sostanzialmente a una delle categorie del gioco sulle quali abbiamo suddiviso tutte le opere in mostra, compresi anche gli allestimenti e le performance. Vertiginosamente che cosa significa? Significa che gli artisti di questa mostra gemonese mettono in scena una sottile vertigine concettuale ed emozionale. Il percorso inizia con due sale di Michelangelo Bastiani che dopo aver fatto queste videoproiezioni interattive al Castello di Suzanne qui presenta un'altra tipologia di opere, cioè gli ologrammi di piccole dimensioni, inscenano dei frammenti di mondo, dei piccoli minuti paesaggi all'interno di alambicchi, all'interno di vasi di conserva, e quindi quasi una sorta di paesaggio da portarsi dietro o da tenersi in casa, dalla nuvola alla ballerina danzante fino al laboratorio del piccolo chimico o del grande chimico, a seconda di come di quanta dimensione vogliamo dare a quest'opera sul fronte appunto del gioco o del mettersi in scena nella vita, per poi approdare alla sala dedicata all'argentino Daniel Gonzalez e Anna Galtarossa. Passiamo dai colori freddi da laboratorio appunto delle sale di Michelangelo Bastiani a questi colori caldi e sgargianti della sala di Gonzales e Galtarossa, dove abbiamo due fantasmi rotanti di quest'ultimo artista che mettono in scena la vertigine e l'azzardo anche del gioco, che mette insieme in una stessa opera materiali provenienti da situazioni disparate. Dall'altra parte su questo stesso grande emozione cromatica troviamo Gonzalez che prende in prestito i packaging delle multinazionali, dei prodotti di largo consumo, per impreziosirli attraverso un lavoro di cucita, di messa insieme di paillette una sull'altra, per passare dalla comunicazione all'arte visiva al design, e quindi costruendo queste sculture che diventano poi anche luoghi di incanto floreale. Ad animare la serata inaugurale, come sempre nelle mostre di Maravè, anche le performance. Questa sera in scena Martina Tavano e Stefano Rigo dell'atelier Enidu Danza di Udine, che hanno interpretato vertiginosamente in modo giocoso, e quindi facendo una performance dove il corpo ruota su se stesso, si alza e si ribalta, creando vertigine sia a chi lo produce sia a chi lo guarda, il tutto in linea diretta con le opere e sostanzialmente dentro la scena del laboratorio chimico di Michelangelo Bastiani. E ringraziamo il sindaco di Gemona del Friuli, Paolo Urbani, al quale passo la parola. Beh, sono io che ringrazio Sabrina anche per l'esperienza di questa mostra, per questo festival che ormai è diventato un appuntamento tradizionale per la nostra città e che porta una ventata anche di freschezza e di novità in una città che, se lo dice il sindaco, è proprio vero, è anche un po' sonnacchiosa e conservatrice. E quindi la ringrazio anche per la collaborazione quest'anno con la città di Lignano Sabbiadoro, città a cui siamo particolarmente legati dopo il trasferimento massiccio che c'è stato dalla nostra città a Lignano nel 1976, il grande esodo che abbiamo riconosciuto quest'anno donando loro il Talero, ma soprattutto per aver scelto anche come tema lo sport in una città che si vanta di essere appunto città dello sport e del benestare, che ha fatto soprattutto dello sport non tanto una città sportiva ma quanto una città con un ritorno economico importante. Quindi grazie Sabrina e naturalmente complimenti e congratulazioni e arrivederci al prossimo anno.